Aspettare. Restare a casa. Cosa fare quando ti senti imprigionato tra le quattro mura? Quando sembra che il soffitto ti cada sulla testa. L'aria fresca aiuta a liberare la mente e a dimenticare le preoccupazioni. Ma specialmente in montagna il rischio di incidente è alto. E un incidente avviene in modo piuttosto rapido. Tu credi che coinvolga solo te, ma ora la tua incoscienza colpisce anche altri. Devono essere osservate severe misure igieniche. Sono insolite, richiedono molto tempo e valgono per tutti. Le priorità sono cambiate, quindi renditi conto che se non sei in pericolo di vita, non sei una priorità. Durante l'intervento, non solo la squadra di soccorso, ma anche tu sei sottoposto ad un maggior rischio di contagio. Pensaci e dai anche tu il tuo contributo. Contribuisci a sgravare il sistema sanitario riducendo al minimo il rischio di incidenti. Stai a casa. Le risorse servono altrove.